Dopo quasi un anno che l'amministrazione viene sollecitata da CTV a preparare un piano di rimodulazione del servizio e a fronte dell'imminente scadenza che ci sarà fra qualche giorno di, tra virgolette, interruzione del servizio di trasporto urbano già fortemente in difficoltà, sembrerebbe che qualcosa si muova e in maniera non ufficiale abbiamo saputo che Arriva Veneto, che a oggi si è dimostrata un'ottima società di trasporti, avrebbe risposto a una richiesta dell'amministrazione comunale e in via così di prova comincerebbe a fare il servizio diciamo nei prossimi giorni. Ovviamente tutto questo dovrà comunque essere svolta la gara, bisognerà vedere se ci saranno altri soggetti disposti a concorrere con diciamo, un trasporto urbano come quello di Chioggia, che è una situazione abbastanza un po' difficile, quindi sotto tutta una serie di punti di vista, di aspetti, e ci permettiamo, ma col cappello in mano, di ricordare che i trasporti urbani vengono utilizzati dalle categorie più deboli della città, della società, quindi anziani, disabili, persone che non hanno modo di avere dei mezzi propri per andare a lavorare o cose del genere, e quindi chi sta gestendo questa cosa speriamo che si renda conto che non è solo una situazione meramente economica, ma è anche di importanza diciamo sociale, e tra l'altro comunque anche da un punto di vista economico, se i trasporti pubblici funzionano, funziona anche tutto il resto. Quando i trasporti pubblici non funzionano, oltre ad essere un disagio enorme, enorme per gli anziani che non si possono muovere, non possono andare in ospedale a fare le visite, gli studenti, adesso la scuola è finita, ma quando ricomincerà ci saranno problemi enormi se non viene risolto questo problema, e tutte altre cose di cui abbiamo parlato spesso. Quindi c'è questa novità all'orizzonte, francamente, così in maniera assolutamente personale, auspichiamo che veramente Arriva Veneto riesca a aiutare questo comune, e ci asteniamo da altri commenti. Sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.